Noi siamo quelli del corso, tutte le nostre rubriche sembra che le facciamo al corso, ma non è colpa nostra, vuol dire che qui al corso si sta cominciando a sviluppare un certo tipo di discorso, cioè, come sapete vi abbiamo promesso che avremmo scoperto in città tutte quelle attività che vi fanno risparmiare. Abbiamo visto l'abbigliamento, abbiamo visto il settore casalinghi, abbiamo visto i giochi, oggi andiamo nel settore dell'estetica, in particolare per le donne, dei parrucchieri. Discorso che non mi appartiene più, ma venite con noi perché oggi veramente vado a farvi risparmiare nel settore capelli, permanenti, colori, tutti i discorsi che a me non appartengono, però seguitemi. Eccoci qui, allora siamo arrivati in questo locale, un salone per parrucchieri che oggi non si chiama più così, oggi si chiama consulenti di immagine, anche perché è vero, non trattano soltanto di permanenti messi in piega, proprio vi aggiustano dall'inizio alla fine. Allora siamo da Giulà e io ve lo voglio proprio far vedere, oggi parleremo di prezzi, voglio proprio farvi vedere questo nome, Giulà Parrucchieri, uomo-donna. Perché sono qui? Perché noi vogliamo veramente, ma non sto scherzando adesso, farvi risparmiare. Tutti i settori sono in crisi, sappiamo che la crisi si respira dovunque e allora noi decidiamo di farvi risparmiare. Allora, queste sono due ragazze che hanno fatto tanta esperienza nel loro settore. Vi presento Laura, buonasera. Io non monto niente, questo servizio lo voglio mandare così, TV Verità, che a me piace tanto. Veramente, non sto scherzando. No, non farti inseguire però. Perché siamo qua? Perché io ci tengo proprio a far risparmiare la gente a casa. Ora, voi avete adottato questo meccanismo che preferite far risparmiare, quindi giocare sui prezzi. Però molti si chiederanno, se mi fanno risparmiare avranno un servizio che poco vale. Assolutamente no. Il servizio vale comunque, semplicemente abbiamo deciso di lavorare su clientela con prezzi un po' più bassi. Ah, ecco, quindi loro come scelta decidono di lavorare sul volume d'affari, quindi preferiscono avere più clienti, lavorare un po' di più, però riescono in questo modo a farvi risparmiare. Ad esempio, parliamo proprio di prezzi. Normalmente quanto la pagate una piega? 15-20 euro. Una sposa normalmente quanto spende? Dalle 300 alle 500 euro per farsi i capelli, il trucco eccetera. Adesso vi dimostriamo che qua veramente si risparmia. Vi presentiamo l'altra socia che si chiama Giusy. Giusy. No, vedi che mi ricordo anche i nomi. Vabbè, inconfondibile, Giulà, Giusy, Laura, insomma è facile. Parliamo un po' di prezzi. Una piega, parliamo subito di una piega, la cosa più facile. Una piega da noi viene a costare da un minimo di 12 euro, compreso di crema ristrutturante, a un massimo di 13 euro. Che alla fine se il cliente ha esigenze di un shampoo specifico arriva a un 13 euro. Ma invece ad esempio le ragazze sono fissate con l'estension, con queste pettinature stravaganti, un attimino colorate, anche lì risparmio? Certo, da noi le extension sono 2 euro a ciocca. 2 euro? Capelli naturali, applicazione, non c'è nessuna spesa aggiuntiva. Quindi vedi, loro fanno il mio stesso ragionamento, perché anch'io poi adotto questo ragionamento, respirando la crisi in giro, anch'io ho deciso con i miei servizi, le mie pubblicità di andare giù col prezzo. È vero, ci tocca lavorare un po' di più, anche perché noi siamo vicini di casa e ci vediamo a vicenda che facciamo le nottate, però tanto il mercato non lo decidiamo noi, Giusy, il mercato è deciso dal mercato, noi possiamo soltanto adeguarci al mercato e reagire. E reagire sui prezzi mi sembra una buona, insomma, un buono stimolo. Parrucchiera per uomo o donna, ma anche per le spose, quindi. Certo. Le spose, qui andiamo in un discorso. Sulle spose c'è una promozione, la sposa paga solamente 200 euro con 3 prove e una piega del giorno prima. Quindi sulle spose, come vedete, c'è un risparmio notevole, perché qui stiamo parlando di cifre più consistenti. Sì, certo. Signora Patrizia, io già la conosco perché anche lei è una mia vicina di casa, sembra fatto apposta, vabbè siamo al corso, siamo tutti qui. Signora Patrizia, mi dica la verità però, il risparmio effettivamente qua si respira o no? Sì. Cioè lei cosa sta facendo in questo momento? Una piega. E la piega l'ha pagata? 12 euro. Oh, 12 euro, quindi vedete 12 euro contro le 15, 20, 25 anche a volte, è come in altri locali. Ora ci saranno gli altri locali che ce l'avranno assolutamente con me, ma non è un discorso di... insomma, io non ce l'ho con gli altri locali, è che a me piace farvi risparmiare, quindi cosa volete che vi dica? Vi guido nei posti in cui si risparmia. Giusy, mi raccomando, guardateci in trasmissione, perché noi vi faremo risparmiare anche in altri settori, abbigliamento, casalinghi, quindi continuate a guardarci. Da Giulà è tutto, al prossimo risparmio, alla prossima attività. Ciao!